Sara Moretto, Uniti per Manildo Presidente, una lista che raggruppa chi? Siete in tanti. Beh, abbiamo deciso di mettere insieme le forze, a questa lista partecipa Italia Viva, Azione, Più Europa e tutto il mondo che afferisce ai valori socialisti, oltre ovviamente a più di qualche figura civica che ha deciso di impegnarsi in questa lista. È una lista che, a mio modo di vedere, completa la coalizione che sostiene Giovanni Manildo alla presidenza della Regione Veneto e lo fa apportando valori di riformismo vero, concretezza, pragmatismo e nelle nostre liste ci sono anche diversi amministratori o ex amministratori che sanno portare anche la voce di chi tutti i giorni maneggia i problemi del Veneto. Siete il contributo moderato e un po' di centro della coalizione? Sì, io credo di sì, di poterlo dire con molta franchezza e credo che ce ne fosse bisogno. Il Veneto è una regione nella quale ci sono diverse cose che funzionano, la nostra non sarà una campagna alzo zero contro diciamo, la maggioranza uscente, ci sono cose che funzionano, spesso per merito dei veneti, ma ci sono tante cose che non funzionano e su questo, a nostro modo di vedere, non bisogna arrivare con un approccio ideologico, con quei sì e quei no da tifo, ma con delle soluzioni concrete che le persone che compongono le nostre liste sono in grado di portare. Però all'interno della vostra coalizione ci sono le frange, diciamo così, più ortodosse. Ci si chiede come sarà possibile, no, questa convivenza, dato che è la prima volta che il centrosinistra riesce ad arrivare compatto ad una convocazione elettorale. Quindi c'è questo rischio che poi non ci sia unità di intenti? Io credo che la chiave sia il programma di Giovanni Manildo che tutte le forze politiche che compongono la coalizione hanno firmato e accettato. Quindi per me chiunque anche abbia delle posizioni un po' più estremiste, nel momento in cui ha accettato le proposte che Giovanni Manildo ha messo nero su bianco e che sono molto concrete, ha anche accettato di lavorare in un certo modo. Quindi per me quello è garanzia di integrazione rispetto ad un percorso da fare. E dobbiamo anche dirci che non è che dall'altra parte non manchino le divisioni, le guerre e le battaglie, quindi diciamo guardiamo alle proposte e ai contenuti, perché se stiamo a guardare le baruffe non mancano né di qua né di là purtroppo. Manildo è forse il nome che fa amalgama? Sì, io credo che il suo profilo sia stato anche la chiave per riuscire a fare questa coalizione larga. Giovanni Manildo è un professionista, è stato sindaco di una città importante di Treviso, tra l'altro una roccaforte leghista, e poi è ritornato a fare il suo mestiere, occupandosi tra l'altro di temi molto attuali come quello delle energie rinnovabili, e il suo profilo equilibrato, moderato, che rappresenta quindi il profilo del Veneto che conosciamo, può essere, è a nostro modo di vedere, la chiave per queste elezioni regionali. Anche la nostra adesione, il nostro impegno è legato alla figura di Giovanni. Alla fine ha detto di sì anche Azione. Sì, Azione partecipa alla nostra lista, ci sono dei propri esponenti di livello regionale nelle nostre liste e credo che questo sia un buon messaggio che potrebbe arrivare anche al nazionale. Il contributo di Italia Viva nello specifico e quindi anche il suo ruolo, quale sarà? Quali sono i punti che voi più di altri magari volete caldeggiare oppure si parla di un'adesione tout court del programma? Ma noi crediamo che per le elezioni regionali il tema prioritario, al di là di tutto, debba e non può essere altro che quello della sanità. È la parte con più consistente del bilancio regionale ed è anche uno dei temi ai quali oggi la gente è più sensibile. In Veneto ci sono delle eccellenze, ma ci sono anche molte fragilità e molti problemi. Ci sono delle liste d'attesa diciamo inaccettabili che la regione nasconde vendendosi a livello nazionale come una regione che ha cancellato le liste d'attesa, cosa che non è assolutamente vera, e io credo che il contributo delle forze riformiste come Italia Viva, ma anche le altre componenti della lista Uniti per Manildo Presidente, sia quella di andare ad affrontare questi problemi, ripeto, non in maniera ideologica. Noi per esempio pensiamo che non debba essere intavolata una guerra tra pubblico e privato. Il privato alle volte, anche grazie ad alcuni investimenti, integra dei servizi sanitari che altrimenti le strutture pubbliche non potrebbero erogare. Quello che la Regione deve garantire è che il servizio sia pubblico e che quindi queste prestazioni vengano erogate in un carattere di
tempestività, di giustizia e di gratuità, o comunque all'interno insomma dei ticket che vanno pagati. Quindi il nostro contributo è quello di forze che guardano alla soluzione dei problemi più che alle grandi battaglie ideologiche. Come si risolve il problema delle liste d'attesa? Perché lei parla, insomma, una eccellenza che in qualche modo è stata mascherata, però c'è un problema oggettivo che prescinde poi da chi governa o non governa, della mancanza dei medici, della mancanza di personale, degli stipendi che non sono attrattivi, cioè avete una formula perché queste liste d'attesa siano più corte e più sostenibili? Ma io mi sono proprio arrabbiata quando ho visto quelle classifiche e le prime posizioni del Veneto, perché si racconta una realtà diversa da quella che c'è. Oggi se si chiama un CUP, se si è fortunati si riceve un appuntamento a lungo termine, oppure si dice guardi non c'è posto e così magicamente le liste d'attesa non si compilano. C'è una carenza di medici, ma non è che ci sia una carenza di medici in generale. I medici in Italia ci sono, abbiamo una media di medici per cittadino molto più alta di altri paesi. Il problema è che i medici preferiscono lavorare nel settore privato o andare all'estero e non nel settore pubblico. Quindi la regione che cosa può fare? Può cercare di attrarre questi lavoratori, di fare in modo che medici, infermieri e operatori sanitari trovino nel sistema sanitario regionale alcuni vantaggi e alcuni benefit. Mi riferisco per esempio anche alla disponibilità di alloggi. Noi chiediamo che questo personale si trasferisca ad altre regioni in Veneto. Se avessero la possibilità, almeno nei primi mesi, di avere degli alloggi a degli affitti calmierati, questo agevolerebbe e renderebbe attrattiva la presenza dei medici nel nostro territorio. Oggi nei nostri paesi, tanti piccoli paesi del Veneto periferici, mancano i medici di medicina generale. Dobbiamo offrire qualche cosa perché questi siano attratti a venire nel nostro Veneto a lavorare. E poi serve un piano straordinario di investimento e di organizzazione rispetto alle liste d'attesa. È evidente che è anche un problema organizzativo di cui la Regione è pienamente responsabile, quindi ci si concentra su quello, soldi ed energie per riorganizzare il sistema di prenotazione e di svolgimento delle visite specialistiche. Parlando di alloggi per i medici, se non sbaglio il LUS Tre Serenissima qualcosa ha fatto, no, per trovare dei medici nel centro storico, quindi bisogna perseguire su questa strada, non è stato fatto a sufficienza? Questo ha dimostrato, e ci sono altri esempi, che è possibile, perché troppo spesso anche qui in Veneto ci stiamo rassegnando all'idea che dei problemi siano irrisolvibili. Non è così, bisogna avere creatività, ingegnarsi e percorrere delle strade che altri non hanno percorso prima. Ed è per questo che poco mi convince lo slogan di Stefani, tutto puntato sulla continuità. La continuità è un espediente. È un modo per non trovare soluzioni nuove, quindi se la continuità è continuare a avere questi problemi sulla sanità, continuare a non fare la riforma dell'IPAB, continuare ad avere dei ritardi sulle infrastrutture, per me questo non è un valore. Vanno trovate soluzioni nuove e questa per esempio degli alloggi si può fare, si può fare. I giovani sono un punto, lei ha citato i due principali, no, candidati, il vostro e quello del centrodestra, ma ci sono anche altri tre candidati. Sul punto dei giovani, che tutti e due si battono, no, su un programma rivolto ai giovani, un candidato è esso stesso un giovane, quali sono le priorità? Molte statistiche ci dicono innanzitutto che i giovani tendono a fermarsi, almeno nei primi anni, nel luogo dove hanno studiato. Quindi io penso che un investimento serio sulla formazione nella nostra regione vada fatto, dagli ITS, quindi dopo il percorso quello obbligatorio, fino alle università, ma anche a tutti i percorsi di formazione professionale. Se noi diamo qui le competenze, probabilmente quelle competenze rimarranno qui nel nostro territorio e questo è fondamentale. Dall'altra, il problema della casa, di cui si parla spesso, è un problema che riguarda anche i giovani che si affacciano al lavoro, vorrebbero una loro indipendenza e la soluzione non può essere solo quella necessaria di diciamo, accedere agli alloggi pubblici, problema in Veneto assolutamente molto importante, solo il 5% delle persone che sono in lista per un alloggio pubblico riescono ad ottenerlo e questo avviene in una regione dove il presidente dell'Ater si sospende per candidarsi alle elezioni regionali. Credo che questo lo dica tutta senza bisogno di ulteriori commenti. Quello che secondo noi va attivato è il mercato privato.
In Veneto ci sono migliaia di abitazioni private sfitte. Sfitte perché? Perché magari il proprietario ha avuto brutte esperienze, ha paura di non incassare, di non riuscire a gestire il rapporto di affitto. La Regione può fare qualcosa, può mettere intorno ad un tavolo i proprietari delle abitazioni private, le imprese, i giovani, la Regione, e la Regione farsi garante di un sistema di affitti calmierati garantiti. Questo è possibile, si può fare ed è anche questa una soluzione mai cercata. L'autonomia si è persa per strada, è un percorso che è stato un percorso trasversale. Diciamo che l'autonomia è sparita da questo dibattito nelle elezioni regionali, devo dire che non ho più sentito Stefani diciamo, rivendicare questo percorso dell'autonomia, perché poi diciamo in maniera elegante tarda ad arrivare, nonostante la filiera politica dal governo alla regione sia tutta monocolore. E forse la Regione Veneto in questi anni ha concentrato troppe energie su questa che è una battaglia che al momento non ha vinto e ha trascurato tutta una serie di altre questioni. La Regione Veneto può e deve fare lobbying territoriale presso il governo, ma non per avere un'autonomia simbolica, ma per questioni vere. La politica industriale, noi vogliamo che la nostra regione sia luogo di nuovi investimenti anche da parte delle grandi imprese pubbliche, o ce le facciamo scappare come nel caso di Superjet a Venezia? Cioè la regione dovrebbe deviare le proprie energie nel cercare di prevenire diciamo crisi aziendali, individuare una via di sviluppo e forse poi l'autonomia può essere una cosa che si discute in un secondo momento. Quindi può servire. Ma io non sono pregiudizialmente contraria, però credo che si debba anche essere capaci di dimostrare la possibilità di gestione delle questioni sul territorio. In questi anni abbiamo visto la Regione ha dimostrato grandi incapacità su questioni fondamentali. Risolviamole e poi l'autonomia la voleva diciamo, il Presidente uscente, ripeto la filiera c'è, però ancora non si vede.